Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, edizione della sera del nostro audio video giornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Dunque apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca. Uno sciatore veneziano di 71 anni, ML le sue iniziali, nel pomeriggio di oggi è caduto sulla pista Sauk in Piancavallo. Nell'impatto si è rotto e l'uomo ha perso i sensi a seguito del trauma cranico, il suo casco praticamente è finito a pezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sciatori di Aviano, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, oltre al personale di Promoturismo FVG e del soccorso piste. All'arrivo dei medici lo sciatore ferito era nuovamente cosciente. Gli è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo. A bordo dell'eliambulanza del SUEM è stato poi trasportato all'ospedale di Belluno, dove è stato trattenuto in osservazione in terapia intensiva. Come detto, è fuori pericolo di vita. Restiamo per quanto riguarda gli incidenti in montagna. Di nazionalità ucraina, ma residente a Conegliano, il 33enne infortunatosi durante una semplice passeggiata in Val Resia assieme a un connazionale. Sul posto la stazione di Moggio Udinese, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco che l'hanno raggiunto e che nel frattempo era stato riportato sul sentiero dal compagno. I due volevano fare un giro dell'anello seguendo le indicazioni di una traccia GPS scaricata da internet, ma il percorso non era così semplice e non erano attrezzati con abbigliamento né materiale tecnico. Poi nei pressi di Ponte Casello il 33enne è scivolato a causa del terreno ghiacciato, ha riportato contusioni e ferite, è stato poi affidato all'ambulanza e trasportato a Udine. L'intervento per quanto riguarda il soccorso alpino si è concluso poco prima delle 19. E adesso andiamo a Monfalcone. Sottoscritta oggi la convenzione per l'attribuzione delle funzioni di difesa civica tra il comune di Monfalcone e il difensore civico regionale Arrigo De Paoli, firmata dal primo cittadino Anna Maria Cisint. La convenzione con il difensore civico ha durata biennale, rinnovabile e costituisce un servizio importantissimo per i cittadini di Monfalcone, occupandosi di assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e di rafforzare il sistema di tutela e garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Chiudiamo con lo sport per una bella notizia che ci è appena giunta in redazione, foto questa della Federciclismo, tratta anche dal sito della Federciclismo Nazionale, perché l'Italia parte bene ai mondiali di ciclocross e vince la prova Team Rally dimostrativa a Fayetteville in Arkansas. Samuel Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti danno prova di essere un gruppo di livello con un tempo finale di 31 minuti, battendo di 7 secondi il team statunitense e di 16 il Belgio. Gli azzurri partono in terza posizione con Leone, salgono secondo con Persico, tornanti terzi con Bramati e nel finale rimontano con Toneatti. Un successo utile per il morale, il primo commento del presidente nazionale Cordiano Dragnoni. Non poteva iniziare meglio così il primo mondiale da commissario tecnico del varianese Daniele Pontoni, il quale sottolinea: non nascondo la mia felicità, questi ragazzi rimarranno nella storia perché questa è stata la prima volta del team rally nella prova iridata di ciclocross. Sono felice per tutto lo staff e per chi ha lavorato per ottenere questo risultato, le società, la federazione, le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Come sapete si è trattato di una trasferta travagliata, ma siamo qui, conclude nell'intervista, per ottenere altri risultati del genere. E complimenti dunque a Daniele Pontoni e a tutto il suo staff. Noi invece chiudiamo qui questa edizione sera, ulteriori news chiaramente sul nostro sito friulitv.net. Non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto e vista l'ora, sono appena passate da pochi secondi le 22 per chi ci ascolta in diretta, augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme.
Chiamaci ai nostri contatti